napoletanità di questa straordinaria artista. Sapete, poi tra l'altro Mia Martini ha collaborato con tanti grandi artisti. Pino Daniele era uno dei suoi più cari e straordinari amici. Napoli l'adorava, perché poi alla fine, voglio dire, Mia Martini era una di noi, cioè, nasce da una famiglia umile, il padre professore, la mamma insegnante, voglio dire, si sono fatti la gavetta a Milano. Sì, si emigrava a Milano, però la vita era dura, abitavano in una stanza 10 persone, poi no, le sappiamo queste cose. Non è come gli immigrati di adesso che prendono 30 euro al giorno e occupano, no? E magari c'è la gente che va in campagna e c'è... lasciamo stare questo tasto. Quindi più di qualcuno di voi mi sta capendo, no? Io sono figlia di agricoltori, mio padre era agricoltore, oltre ad aver lavorato all'Ilva, ma avevamo tanti terreni e quindi, cioè, capisco, ed è bello lavorare la terra, il profumo della terra è fantastico, quando si taglia un grappolo, quando si raccolgono le olive è fantastico, ma mi fermo qua perché stiamo qui a cantare, no? E via. E come nudo la sta a soffrire e guarda sto mare che c'è in fondo e paura sta cercando e c'è si del nodo che l'aria dà e senza guardare tu continua a donare dentro viento c'è morta là e anche c'è stanno sti parole d'amore sta pensando e c'è parla.
Grazie. Qui c'è l'omaggio.